presenti a questa serata a cui io tenevo tantissimo e che speravo avesse anche un riscontro un po' più importante, perché è un argomento che a me sta veramente a cuore. Sarà che sono emotiva, empatica, quello che volete, però quando si parla di bambini allontanati dai genitori, se effettivamente non è davvero per dei validi motivi, perché effettivamente ci sono famiglie in cui veramente bisogna anche proprio allontanare i bambini per la loro salute, però dico, a parte questi casi, nella mia visione, diciamo, dello Stato, e non è obbligatorio essere d'accordo, secondo me lo Stato deve intervenire per aiutare la famiglia, d'accordo? Se ci sono anche magari delle difficoltà dei genitori, cioè proprio creare tutte le situazioni possibili per aiutare una famiglia a diventare una famiglia sana, a diventare una famiglia felice. E questa sera c'è Cristina con noi e la ringrazio tantissimo di aver accettato il mio invito. Grazie a voi. Noi siamo un'associazione un po' particolare, spesso abbiamo degli argomenti un po' fuori dal coro. Lei non ha battuto ciglio, ha detto no, tranquilla, io vengo lo stesso. Penso che abbia un po' capito da parte nostra quanto ci sia l'interesse proprio a un reale cambiamento in questo argomento, e poi è ovviamente una persona che proprio arriva dal campo di battaglia, si può dire, non è solo teoria, non è che scriva soltanto libri o articoli o fa interviste, ma è proprio una persona che vive e combatte sul campo questa realtà. Anche perché i libri non li scrivo, non ho il tempo. No, perché ci sono persone che magari, no, non è riferito a te, perché ci sono persone che magari scrivono sì, tutto, certo. Però alla fine concretamente non si sporcano le mani. Allora, iniziamo con questa slide. Voi riuscite a leggere? Sì. È il giuramento dell'avvocato. Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento. E abbiamo deciso di partire con questa proprio perché appunto io svolgo il lavoro dell'avvocato, e che ha un ruolo sì di difendere le parti nel processo eccetera, ma ha uno spiccato ruolo sociale, e anche i nostri ordini professionali ci richiamano a questo ruolo sociale dell'avvocato. Quindi io appunto svolgo la professione di avvocato nella provincia di Verona, però dal 2012 mi occupo esclusivamente di diritto di famiglia e soprattutto dei minori. E dei minori quindi che vengono in considerazione nel caso di conflitti genitoriali nell'ambito di separazione e divorzi, ma con più partecipazione emotiva da parte mia sui minori allontanati dalle famiglie. Questo perché dai primi casi che ho potuto seguire ancora molto tempo fa, mi sono accorta sin da subito che qualcosa non tornava, o meglio che sia il sistema giudiziario che quello sociale potevano e dovrebbero dare di più in ambito come aiuto alla famiglia, piuttosto che muoversi come si stanno muovendo, non per tutti i casi, ma per molti sì. Innanzitutto io ho fondato un'associazione che si chiama Finalmente Liberi Onlus, con la quale ho denunciato appunto alla collettività, quindi tramite convegni come questo e anche a livello istituzionale presso la Camera, presso la Commissione parlamentare dell'infanzia oppure tramite i media, le storture, le chiamiamo così, le storture del sistema minorile. Sono stata anche attaccata da chi lavora nel settore perché consideravano che il mio fosse un attacco diretto a tutti quanti. Invece lo preciso sempre, l'ho sempre precisato, che ovviamente sui media, quindi sulla carta stampata o sulle trasmissioni di confronto politico o comunque sociale e nei convegni si parla delle cose che non vanno. Le cose che funzionano ovviamente non vengono dette, però io ai convegni dico anche che ci sono operatori e servizi sociali che lavorano benissimo, giudici che lavorano con coscienza, casi in cui sarei io la prima ad andare a prendere il bambino a casa per portarlo via in situazioni di pericolo o di grave inadeguatezza dei genitori, eccetera, quindi non sono quella che sposa le cause contro i tribunali e contro i servizi sociali così. Però nel momento in cui io come avvocato seguo questi casi e mi confronto innanzitutto con i servizi sociali che seguono la famiglia e il minore, e ho potuto constatare di persona, quindi dice bene Regina, lavorando nel campo, in quanto non esiste una specializzazione riconosciuta dal nostro ordinamento forense
non ancora, però lavorando nel campo e tra l'altro in più tribunali minorili, che può essere insomma, in più tribunali minorili, adesso non li cito perché poi magari citando qualche caso non vorrei che fosse identificabile, però ho potuto constatare che la stortura constatata in un tribunale l'ho potuta trovare anche in altri tribunali, quindi anche quando ho partecipato alle riunioni con la Presidente Mussolini, che era Presidente, chiamo Presidente perché era Presidente della Commissione Bicamerale Infanzia, è stato fatto un lavoro di studio, sono stati fatti vari tavoli di lavoro anche con l'attuale Commissione e anche con altre cariche pubbliche, sia a livello nazionale che a livello anche locale, quindi con qualche consigliere regionale piuttosto che anche comunale, perché anche nei grossi comuni se si possono ridurre delle spese facendo dei progetti alternativi all'inserimento in struttura, penso che sia una cosa di cui si può giovare tutta la collettività. In pratica quello che ho potuto rilevare, le prime cose che ho segnalato era una stranezza che mi è capitata in un caso e da lì diciamo, ho sentito un po' odore di bruciato, che c'era praticamente un giudice onorario che lavorava presso il Tribunale per i minorenni, che quindi sono queste figure che partecipano alla decisione dell'allontanamento del bambino, ma non sono giudici di carriera, diciamo così, non hanno fatto l'esame di magistratura, sono psicologi, pediatri, neuropsichiatri, anche avvocati, eccetera. Però mi era capitato di studiare appunto questa figura professionale e avevo trovato che qualcuno di loro, all'inizio qualcuno, poi ben di più, erano dirigenti di comunità, quindi svolgevano il doppio ruolo di dirigere comunità per minori o cooperative che avevano comunità per minori e fare poi giudice onorario in tribunale. Quindi il giudice onorario riceve le parti, ascolta i minori, ascolta i genitori, partecipano in 2 togati e 2 onorari alla decisione, quindi a mio modo di vedere c'era qualcosa che non tornava, tanto più che poi le ricerche mi hanno dato ragione, perché già nel 2010, quindi prima che io affrontassi questo problema, ho saputo dell'esistenza appunto tramite le ricerche di una circolare ben precisa del CSM, che è il Consiglio Superiore della Magistratura, che vietava questo doppio ruolo per i giudici onorari. C'è qualche problema? No. E in pratica vietava che il giudice onorario facesse anche, ricoprisse, diceva così la circolare, una carica rappresentativa all'interno di strutture idonee ad accogliere il minore. Se non che quindi già c'erano delle persone che erano in palese conflitto con la circolare, se non che poi facendo una ricerca insomma erano stati trovati giudici onorari che alla mattina sedevano dietro alla scrivania del giudice, il pomeriggio lavoravano come psicologo nella comunità e questo mi ha portato a denunciare questa cosa intanto a numerosi politici di vari schieramenti, perché è un argomento di interesse trasversale, quindi che non ha colore politico, perché i bambini non votano e sono bambini di tutti e hanno bisogno di una tutela effettiva. E mi ha portato appunto a denunciarlo ai politici e ai media, dopodiché il CSM è intervenuto nel 2015 con una circolare ben precisa che ha applicato anche ai tribunali di sorveglianza, quindi con 2 circolari praticamente quasi identiche, dove è previsto che il giudice onorario, chi vuole fare il giudice onorario al momento della candidatura deve presentare questa autocertificazione in cui lui non risulti non solo dirigente di comunità, come già diceva prima la circolare, ma anche non può praticamente lavorare a qualsiasi titolo all'interno di comunità. Lui, la moglie, i parenti affini e i conviventi. Quindi questo ha ristretto le maglie. È vero che è divenuta operativa con le nomine del 2017 e anche con quelle che arriveranno ad essere fatte nel 2019. Qui è riportato un articolo di Tortorella, che è il vice direttore di Panorama, che ha scritto anche su Affari Italiani, appunto riaggiornando la situazione, perché in effetti è stato il primo che con il suo settimanale ha dato spazio a queste denunce e ha continuato a farne anche nei mesi a seguire. La cosa però che rimane un buco normativo, insomma, che va disciplinato, è quello dei controlli, perché se queste persone presentano le autocandidature sulla base di autocertificazioni, come nel 2010 c'era chi raggirava l'ostacolo non scrivendo che magari era dirigente di comunità, lo stesso dicasi per la nuova circolare
può essere raggirata, quindi ci vuole un organo che vada a controllare se effettivamente questa persona che dice di essere esente da casi di incompatibilità lo è o meno, e questo richiede risorse, richiede tempo, personale, e quindi non si sa quando verrà fatto, e tra l'altro appartiene al campo del potere giudiziario, che come ben sapete è diviso dal potere legislativo, quindi il nostro Parlamento e il Governo non possono disciplinare questo aspetto nello specifico, ma dovranno coordinarsi con il Ministero di Giustizia, ma soprattutto il CSM, che deve emanare delle direttive anche per i controlli. Poi semmai in linea con il Governo si possono predisporre le risorse, eccetera. Quindi anche qui il buco alla fine sui controlli rimane. L'altra cosa che ho sentito di segnalare a gran voce, perché a mio avviso, ma all'inizio era un'intuizione, poi si è rivelata concreta e evidente, il fatto che, sempre partendo da un caso appunto di un giudice onorario, socio di comunità, le rette erano molto alte, cioè ci sono comunità di tipo terapeutico, lo preciso perché dopo mi attaccavano, ma non è vero, sono quelle terapeutiche, no, di tipo terapeutico, che sono costate fino a ieri, adesso controlleremo, comunque 400 euro al giorno. Allora, 400 euro al giorno sono tantissimi, perché sono 150, quasi 150.000 euro all'anno per gestire un bambino. Allora uno si chiede, ma come mai 400.000 euro al giorno, scusi, 400 euro al giorno, cosa gli davate a sto ragazzino? Poi vai a vedere, alla fine era tenuto magari in comunità, sedato con pastiglie, psicofarmaci e quant'altro, magari non andava neanche a scuola, e quando ebbi un colloquio con la neuropsichiatra che seguiva questo minore, quello che ho seguito io aveva una retta leggermente più bassa, dissi 2 anni che è dentro, lei sa, neuropsichiatra della ASL, lei sa quante sedute, visto che è una retta alta, ci sarà lo psicologo un giorno sì, un giorno no, o comunque farà delle terapie specifiche che richiedono quella spesa. E lei sa quante sedute di psicoterapia fa questo ragazzo che aveva problemi di dislessia, disgrafia, e questo lo aveva portato alla mancanza del controllo degli agiti, quindi era aggressivo in casa, eccetera. La psichiatra, dopo ben 2 anni che lo imbottiva di psicofarmaci, e questo ragazzo aveva preso 15 kg in un anno, un ragazzino di 14 anni quando sono intervenuta io, ne aveva 12 quando era stato allontanato, tra l'altro allontanato con un TSO, quindi portato via mi viene ancora la pelle d'oca, con l'ambulanza, con la mamma che gli accarezzava la testa perché aveva perso i sensi e c'era paura anche che facesse un infarto perché aveva problemi anche cardiaci, ed è stato ricoverato per credo 5 giorni in neuropsichiatria, dove non esistono, a parte qualche rara eccezione nella zona del Milanese, dei reparti per bambini e adolescenti, e quindi anche durante il reparto, cioè durante il ricovero in questo reparto, ha visto di tutto e di più, perché dopo ha raccontato quando è tornato a casa, ed è tornato a casa poco dopo. Perché? Perché ho portato io con la famiglia un progetto alternativo. Allora mi chiedo, ok, allontaniamo i bambini in casi di urgenza, ma dopo ci sarà un progetto alternativo da rivedere ogni tot? Questo spesso non succede, oppure ci sono tempi lunghi, mancano i soldi, quindi risorse economiche, mancano persone, quindi risorse personali, e quindi la situazione alla fine purtroppo in alcuni casi, ma non dovrebbe essercene neanche uno, perché stiamo parlando di bambini, di famiglie, e quando viene coinvolto un bambino si coinvolgono i genitori, gli zii, i nonni spesso non hanno neanche gli incontri, non li vedono per anni. E se lo chiedono, no, perché il bambino deve ambientarsi nella nuova situazione della casa famiglia. Ecco, quindi questa retta non era giustificata, io avevo con le delibere in mano di questo singolo caso, andai in questa regione, allora mi ricevettero, e l'assessore ai servizi sociali rimase stupito più di me, però era 3 anni che quella regione pagava 150.000 euro all'anno, quindi non sapeva neanche perché li pagava, al che poi è stata fatta un'interrogazione regionale e la retta magicamente dopo 2 mesi è stata ridotta a 200. Allora ci voleva l'avvocato Franceschini che andasse in regione, che prendesse la macchinina, andasse lì a dire guardate che state spendendo 100... Evidentemente in quel caso sì. Ecco. Un altro caso di retta alta è finito alle cronache anche grazie a trasmissioni come Chi l'ha visto, perché c'era una comunità
tra l'altro segnalata in un convegno tenuto alla Camera da un assessore ai servizi sociali di un municipio di Roma, che mi dava ragione, perché anche mentre di solito le comunità terapeutiche sono o al 100% o al 70% insomma, a carico della ASL, questa assessore, questa no, non era un assessore, era una dirigente dei servizi sociali, lamentava il fatto che a loro toccava pagare come municipio, quindi neanche come regione, e quindi ci sono dei problemi anche lì, perché Roma con tutti i problemi che ha andavano a spendere 150.000 euro per un minore lì, e poi ne avevano più di uno, con tutte le buche che abbiamo, butto lì, è una battuta macabra, però è così. Tanto più che adesso appunto con chi l'ha visto, siccome sono successi dei fatti di cronaca che hanno trovato dopo tanti anni dei corpi vicini a queste comunità di ragazze che erano fuggite, ma non c'è una responsabilità in questo della comunità a quanto pare, però indagando su questi fatti hanno appunto messo il naso sui conti di queste comunità e hanno trovato che non aveva neanche l'autorizzazione a lavorare come comunità terapeutica, quindi ci si chiede i controlli, quindi questa comunità per anni e anni ha lavorato chiedendo rette altissime, anche di bambini portati in Umbria, perché comunque è un fatto di cronaca, dalla Sardegna, quindi mi immagino come possono esserci le visite protette dei genitori, non si sa, perché dalla Sardegna in Umbria. E questa comunità adesso insomma, risulta dai giornali, hanno sequestrato adesso la Guardia di Finanza ben 6 milioni di euro, sono sequestrati perché sembra che siano stati percepiti in maniera non congrua perché non mancavano le autorizzazioni. Questo è quello che riportano i media, quindi poi vedremo come andrà a finire, però ecco, se da una parte mi abbassano la retta in regione, o comunque gliel'hanno imposto di abbassarla, dall'altra parte c'è un sequestro di 6 milioni di euro perché mancavano le autorizzazioni, cioè capite che anche i media danno ragione alle segnalazioni che io e anche altre associazioni stiamo portando avanti da tempo. I controlli nelle comunità, allora cosa succede? Ogni 6 mesi le comunità devono mandare un loro report sul numero di minori eccetera alla procura minorile. Anche lì, va bene, mandiamo queste, sono sempre autocertificazioni, comunque attesto che cioè molto ascettiche, cioè sono delle dichiarazioni così. Però in un convegno a cui ho partecipato dall'altra parte del tavolo per ascoltare, c'era un PM minorile a Verona, però non è di Verona, è di un altro tribunale ovviamente, e raccontava che in un anno non aveva ricevuto nemmeno quelle autocertificazioni lì da 15 comunità. Quindi se non le riceve chi è che attiva? Poi può mandare gli ispettori, è vero, però tanti minori che sono usciti dalla comunità perché hanno raggiunto la maggiore età oppure perché hanno finito il percorso, siamo riusciti a portarli a casa, insomma c'è stata anche una buona collaborazione con i servizi, con i giudici, perché lo ribadisco, lavorando in sinergia, portando i progetti alternativi eccetera, si riesce a fare qualcosa in sinergia anche con chi fino al giorno prima magari li ha allontanati, si possono rovesciare le cose, ovviamente va da caso a caso. Però ecco, anche, anche quei minori lì che mi raccontano una volta tornati a casa, quei bambini, ragazzini ormai, raccontano che ma io sapevo esattamente quando venivano gli ispettori, li chiamavano gli ispettori ministeriali, ma non erano ispettori ministeriali, insomma, penso siano stati mandati dall'ASL o dal procuratore proprio. E quindi cosa facevano? Niente, riempivano il frigo, questi sono i racconti che mi dicono, che continuano a dirmi, perché anche oggi venendo qua ho ricevuto delle telefonate da chi ha fatto l'educatore fino a ieri, da chi è tutore di minore, e mi segnalano sempre di tutto e di più. E quindi cosa facevano? Facevano la spesa, riempivano i frighi, cambiavano le coperte, mettevano tutto in ordine, pulizie, i ragazzi, lui lo sapeva, questo ragazzino mi aveva raccontato, questo era eclatante perché aveva chiamato i genitori dicendo sai siamo a fare un giro al centro commerciale XY, davvero questa comunità era in un paesino dove c'era solo un bar per giocare a briscola e a calcetto. E sì, ci ha portato al centro commerciale e siamo stati fuori tutto il giorno. E come mai? Perché sono venuti gli ispettori ministeriali. Quindi i ragazzi, in quel caso lì, i ragazzi che potevano avere un confronto con gli ispettori e dire magari, sai, questa cosa non va, magari c'è
una violenza, non lo so, oppure quell'educatore alza la voce, oppure sai ci danno da mangiare pasta in bianco 7 giorni su 7, qualsiasi cosa, c'è freddo, erano una delle comunità ad alta retta, vengono portati fuori, lasciavano lì quelli che erano talmente imbottiti da dormire, quindi questa cosa dei controlli che vengono preavvisati, a mio modo di vedere, cioè se io devo controllare come funziona una comunità, prendo a campione, perché non le puoi vedere tutte a campione, ci vuole un organo che vada, e non c'è evidentemente, a campione le vada a monitorare, in modo che sapendo che dall'oggi al domani può capitarti qualcuno, come noi a casa nostra, adesso io magari a casa ho i piatti da lavare, se io so che potrebbe venirmi in qualsiasi momento un ispettore, cerco di tenere una tazza invece che 3 piatti, ok? Lo stesso nella comunità, magari se non ci si arriva per amore del proprio lavoro, ci si arriva perché c'è qualcuno che controlla, perché insomma nel nostro paese sappiamo che i controlli purtroppo arrivano sempre quando ci scappa qualcosa che non va, oppure ci sono delle segnalazioni, oppure denunce proprio formalizzate da parte dei genitori. Ecco, io vorrei vedere quella dei motivi, le 2 pagine sui motivi dell'allontanamento. Allora io ho mandato a Regina queste 2 pagine, anche perché non sono solita fare slide eccetera, perché di solito comunque le illustro, però sui motivi dell'allontanamento ci sono stati fatti, allora sui numeri sono stati fatti vari report anche ministeriali, sui motivi in realtà no, quello più chiaro sui motivi è questo, che però fa una fotografia dei bambini, quanti bambini sono fuori dalla famiglia, erano fuori dalla famiglia in comunità e famiglie affidatarie in tutto l'anno 2010. Quel report, che quindi è totalmente anacronistico adesso, però riportava una percentuale di motivi che poi sono stati ripresi, più o meno siamo lì, però qui c'è una frase che è eclatante, perché mi dice praticamente, intanto i minori allontanati allora erano 15.000, 14.900, insomma siamo sui 15.000 in comunità e 15.000 in famiglia affidataria, quindi il dato era praticamente paritario. Però questo report parlava anche di un flusso di ulteriori 10.000 che dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre era entrato ed uscito, quindi alla fine si parla di questo anche flusso di 10.000. E cosa che negli altri report non viene riportata, scusate il gioco di parole. Questo è un report ufficiale del Ministero che aveva dato incarico all'Istituto degli Innocenti, allora poi ne sono stati fatti altri, però in quelli successivi mancavano delle regioni, cioè c'erano delle 4 o 5 regioni non pervenute, quindi la raccolta dati è proprio carente. Ultimamente nel 2015 e anche l'anno scorso sono stati fatti dei report da parte del Garante dell'Infanzia, prima Spadafora, adesso la dottoressa Albano, e anche lì però sono segnalate delle criticità nel sistema di raccolta dati, perché non sono totalmente precisi, e in più io posso dire che in questi report si parla solo dei minori in comunità, quindi manca il dato della famiglia affidataria, quando spesso magari stanno 2 anni in comunità e poi transitano nella famiglia affidataria, quindi anche quando mi dicono è stato via 2 anni, bisogna vedere poi gli altri dove li ha passati, se è rientrato, ci sono dei report, però questo è eclatante perché nelle percentuali dei motivi dell'allontanamento mi mette c'è un 37% tra i vari motivi, alcolismo, droghe, eccetera, c'è una percentuale alta che poi nei report successivi comunque è un po' aumentata di qualche punto, come il 37% lo dà allontanato per inadeguatezza genitoriale. Quindi nell'inadeguatezza genitoriale però ci sta tutto, cioè non mi dice qual è l'inadeguatezza, qual è l'incapacità constatata per questo 37%, non si sa. Allora queste vengono appurate tramite valutazioni dei servizi sociali oppure tramite CTU, però noi sappiamo, e questo mi richiamo al titolo che hanno scelto gli organizzatori, volutamente provocatorio, perché è ovvio che 40.000 minori o 30.000, quello che è, non vengono allontanati per motivi di indigenza, cioè non troveremo mai nel decreto che è allontanato, o raramente, ma dopo ci sono altri motivi, che è allontanato perché non hanno i soldi per mantenerlo, però
il report, quindi io mi rifaccio alle carte ufficiali, dicono che il 37% viene allontanato per inadeguatezza genitoriale, e in questa inadeguatezza genitoriale la pagina 12 infatti mette tra le motivazioni dell'affidamento familiare predominavano in assoluto le condotte di abbandono e o di grave trascuratezza della famiglia di origine, cui seguivano problemi prevalenti di tossicodipendenza e infine i gravi problemi economici. Cioè, qui sta parlando di gravi problemi economici. Tornando ai dati attuali, i problemi relazionali e l'inadeguatezza genitoriali conservano la loro importanza anche tra i motivi secondari, ma qui appaiono con forza difficoltà contingenti, quindi oggi, quindi attuali, dei nuclei familiari, ma che rischiano di cronicizzarsi, ovvero sia problemi economici della famiglia, problemi abitativi, problemi lavorativi di uno o di entrambi i genitori. Quindi se la legge sull'adozione, la 184 dell'83, modifica e affidamento, modificata con la 149 del 2001, mi dice che l'indigenza economica dei genitori non può essere motivo che impedisca la crescita del minore nell'ambito della sua famiglia. Questo è quello che dice la legge, e per ovviare a questo problema economico le regioni, i comuni, eccetera, e tutte le istituzioni devono attivarsi per un supporto per evitare questo. Alla fine però un report, che è uno dei pochi che riporta i motivi, mi riporta il problema economico come tra i motivi dell'inadeguatezza genitoriale e quindi dell'allontanamento, e quindi non ci si può stare. Ecco, quindi il titolo che è stato anche contestato, mi diceva la dottoressa Regina, Regina è già oltre, mi diceva Regina, è già stato contestato da istituzioni di tipo sociale. È vero che il titolo non è corretto, cioè in un titolo non possiamo racchiudere tutto questo ragionamento. Anche l'immagine. Di cosa? Della lettera? No, della locandina. E anche l'immagine è corretticato. Perché? È talmente soft. Non nella lettera, ma da altre fonti sui media. Perché l'hanno criticata? Perché hanno detto che, tipo, cosa che era? Che interpretiamo male. A parte che, cioè, no, aspetta, interpreta un po' l'immagine. Perché l'hanno criticato? Perché per me è già soft, te lo dico. Sì, perché c'è anche l'altra. Qui, allora, questa figura, quando lei mi ha mandato la foto, ha detto, ti piace la figura? Ho detto, sì, anche perché a me, dico la verità, vedendo un bambino tranquillo, col cappellino girato, che prende per mano e va verso, non causa inquietudine questa foto. Perché la realtà che so io è ben peggiore, che sappiamo chi è del settore è ben peggiore. Adesso fammi vedere l'altra, perché l'ho chiesto. Anche perché questa qua è anche leggibile nell'altro verso. Cioè, se l'allontanamento fosse così, a parte che qui si parla di come viene eseguita la misura, gli allontanamenti spesso sono così. Io adesso non mi richiamo al caso in particolare che è finito su tutti i media nel 2013. Sì, questa è la presa da un video, l'altra forse. Ecco, non entro nel merito della questione perché non la conosco nel dettaglio, poi non parlo dei miei casi, quindi non parlo dei miei casi, quindi non parlo neanche degli altri, però cioè, spesso i prelevamenti sono fatti così. Se io vi ho raccontato che però questo sì è un mio caso, ma è così in altri casi, anche per altri, hanno fatto addirittura un TSO a un ragazzino di 12 anni, e ogni volta che dico questa parola vi assicuro mi viene da piangere, sarei anche poco professionale, però nel momento in cui io mi ricordo quel periodo, tra l'altro era sotto Natale, mi guardavo la cartella clinica, non vi dico cosa ho letto delle reazioni ai farmaci che questo TSO ha causato. Quindi se la prima figura è addirittura troppo dolce, perché adesso io devo dire anche un'altra cosa che spesso non viene considerata da nessuna parte. Devo vedere se nell'ultimo lavoro della Commissione bicamerale infanzia, che ha riassunto l'indagine conoscitiva svolta da 2 anni, al cui tavolo comunque ho partecipato anche se indirettamente, nel senso non sono stata in audizione ma ho lavorato dietro le quinte con convegni e tavoli di lavoro, devo vedere se viene menzionato, però c'è un grave danno collaterale sull'allontanamento fatto come viene fatto nella maggior parte dei casi. C'era anche chi allora, in quegli anni di questa foto, si vantava di fare l'allontanamento con questa strategia, che poi è quella che fanno tutti, quindi c'è poco da vantarsi, ma secondo me
non da vergognarsi perché non uso questo termine, ma c'è da considerare anche il danno collaterale. Quindi convocano i genitori in questura o dai servizi sociali o in tribunale, convocano i genitori da una parte la mattina, la stessa mattina nel momento in cui i genitori sono in questi uffici vanno a prendere il bambino a scuola. Allora, il danno collaterale che causiamo anche agli altri bambini, perché il bambino viene prelevato, ha la sua cartellina, lui sa che quella mattina va a scuola, viene la mamma a prenderlo, viene prelevato davanti ai suoi compagni, davanti alle insegnanti, nessuno si aspetta nulla. Io mi hanno raccontato queste cose, però avevo letto anche il libro che Tortorella ha scritto sull'allontanamento di una ragazzina che si chiama, grazie a Dio si è sposata, è una bellissima donna e ammiro lei e la sua famiglia per la tenacia. L'hanno allontanata dalla famiglia per motivi che poi si sono rivelati infondati, nel frattempo erano passati 9 anni, è andata in adozione e è ritornata a casa a 17 anni. Questo libro, che si chiama Rapita dalla giustizia, parla proprio di quel momento lì. Allora a me l'autore lo regalò nel 2014, nel 2013, sono riuscita a leggerlo, a prenderlo in mano nel 2015, cioè, perché non riuscivo ad affrontarlo, perché nel momento in cui leggo quelle storie tutti i bambini il cui nome era chiuso nei miei fascicoli me li immagino in quei momenti lì ed è atroce, è inutile che mi vengano a dire ma sì, abbiamo provveduto con l'assistente sociale, c'era il poliziotto perché no, cioè, è vero, l'allontanamento col poliziotto, col carabiniere che accompagna per mano, vista così è anche soft, te lo dico. Ci sono dei casi in cui il bambino va volentieri, insomma dice capirò, mi porteranno dalla mamma, non capisce ancora cosa succede, ma ci sono dei casi in cui il bambino ha paura, è terrorizzato, non sa dove lo porta. Tra l'altro al bambino cosa dicono quando lo vanno? Quindi il danno collaterale degli amici, tenetelo presente, perché comunque i bambini, è successo in un caso in cui assistevo la zia, che per vedere il nipotino in incontri protetti in spazio neutro doveva pagare 70 euro a seduta, e qui cioè, c'è qualcosa che non torna, c'è un po' su tutto. Ed era successo che i bambini della scuola continuavano a scrivere letterine, dove sei, cosa fai, eccetera, non gliele davano all'altro, poi gliele hanno date dopo mesi, e comunque c'era qualche bambino che a scuola non parlava più ed era terrorizzato perché diceva ma se io vado a scuola portano via anche me. Certo. E non capivano, poi la maestra hanno dovuto prendere uno psicologo, così seduta stante, fare un supporto, cioè ci rendiamo conto anche del danno verso gli altri bambini che vedono uno che sparisce, con la polizia, quindi anche la paura di chi invece dovresti andare a rincorrere se hai bisogno di aiuto. E cosa da fare, cioè se uno si medesima, se uno ha figli o comunque si medesima nella mente di questi piccoli, penso che le cose possono essere fatte diversamente. Non può essere fatto diversamente, mettiamoci a un tavolo e ragioniamoci, non possiamo dare per scontato che tanto il bambino viene preso, messo e lui si adegua, gli tagliamo i capelli perché tanto così gli cambiamo i vestiti perché lui deve entrare in una nuova dimensione, cioè non è così che questo insomma, a parer mio ci sono delle cose che assomigliano un po' al nazismo. Adesso io uso una parola grossa, non accuso nessuno, ma nel momento in cui c'è un allontanamento forzato e non si pongono degli argini anche per tutelare gli altri, soprattutto anche perché al bambino cosa viene detto? Al bambino, allora, se uno legge quel libro, la scrittrice, che comunque era anche la ragazza, che è stato scritto a 4 mani sui racconti vivi della ragazza, un silenzio assordante, cioè lei faceva le domande o comunque dicono, non mi dicevano niente, ti portiamo in un posto. E in altri casi gli dicono, e magari nel frattempo è partita una denuncia per maltrattamenti, ok? E quindi c'è un processo penale che si sta aprendo, quindi tu come persona che va a prenderlo, che poi a volte vanno in 10, a volte vanno in 5, cioè è capitato, erano in 10 lì davanti perché c'erano i carabinieri, il CTU, la psicologa, lì l'ambulanza, cioè neanche andassimo a prendere un personaggio pericolosissimo. Ai bambini cosa dicono? Allora, qua io pongo anche un po' l'attenzione agli operatori, perché un operatore non può, prima che sia magari viene allontanato con una misura del 403, quindi d'urgenza, e dopo vi spiego, sì, è vero che ci sono dei casi in cui si interviene col 403, l'ho detto anche prima, sarei io la prima ad andarla a prendere, ti porto dai servizi sociali se ci sono dei problemi gravi,
ma dopo racconto anche un caso che è evidente. Però se nel momento in cui lo allontani, tu dici al bambino ti portiamo via con noi in un posto nuovo con altri bambini, perché non posso tornare dai miei? Perché i tuoi genitori devono imparare a fare i genitori. Allora, nel momento in cui tu dai questa risposta al bambino, il bambino percepisce che i propri genitori hanno fatto qualcosa che non va. Tu vai anche a inficiare una possibile testimonianza in ambito penale, perché se c'è una denuncia per maltrattamenti parte l'incidente probatorio, l'ascolto del bambino, e quindi il bambino in udienza mi sono trovata con i servizi sociali e ho detto: ma voi cosa avete detto? Perché a me risulta che avete detto così, perché il bambino l'ha raccontato alla mamma in spazio neutro. Perché mi hanno detto che non fate i bravi genitori, che siete i miei splendidi tesori, eccetera? Perché stiamo facendo una scuola, cioè uno cosa si inventa lì? Stiamo facendo una scuola, un corso, eccetera. E intanto però vanno dicendogli così, e il bambino poi ha raccontato: sì, in effetti anche la mia mamma, ma perché la tua mamma cosa faceva? Faceva, se va uno pensa, se va a scuola vuol dire che qualcosa sbagliava. La mia mamma mi rincorreva col mestolo, quando in udienza è venuta fuori questa frase dal servizio sociale, la mamma è scoppiata a ridere, per non piangere, dicendo: questo era quello che raccontavo io a mio figlio, che anch'io quando facevo le marachelle venivo sgridata, e mia mamma, che era morta, quindi lei gli raccontava della nonna, mi rincorreva col mestolo. Ecco. Oppure bambini che raccontano ai servizi sociali: sì, in effetti quando mi mette in punizione mi mette in ginocchio sui ceci. Cioè, capiamo che può essere un film di Fantozzi che può avervi... Cioè, chi è che mette in ginocchio sui ceci un figlio? Ma cioè, non so neanche se ci sono più i ceci così duri da mettersi in... Cioè, ma veramente, sono cose assurde. No, posso dire una cosa, che facendo la pubblicità di questa serata mi hanno segnalato a una rubrica, si chiama Veleno, che hanno fatto un'inchiesta, l'ho e ci sono gli audio di come proprio... Di come stimolano le risposte. Sì, Allora, sì. quando viene ascoltato un minorenne che potrebbe aver subito abusi, maltrattamenti o comunque delle condotte che integrano reato da parte dei genitori, ci sono delle carte a livello nazionale e anche internazionale sull'ascolto del minore. Quindi le domande non devono essere suggestive, devono essere fatte aperte in un certo modo. Io non sono psicologa, non devono essere suggestive, sì, perché altrimenti se tu gli dici: ma la mamma ti si comporta sempre bene o qualche volta te le dà? È ovvio che se devo rendere il racconto interessante ti racconto che me le dà, altrimenti finisce, perché poi entra in empatia con l'interlocutore. Però questo non è il mio ambito, però ecco, vi faccio un esempio di 403, perché visto che qualcuno dice che il titolo è sbagliato, è scorretto, posso dire che è vero, non è completo, però qualche caso di allontanamento ingiustificato c'è, perché nel momento in cui un bambino di 6 anni va a scuola, cade perché si dondola sulla sedia, cade e si fa una lesione sulla fronte, tanto che quando la mamma lo va a prendere esce già con un cerotto rotondo, e la mamma ha fatto la foto. Dopo dico perché è servita anche la foto. La mamma ha fatto la foto perché sono andata al parco giochi, eccetera. Il bambino un mese prima o 2 settimane prima, se non mi ricordo, era caduto dalle scale, si era rotto i dentini qua. Sono andato al pronto soccorso, il dottore gliel'ha tolti, tutto certificato, la pediatra tutto a posto. Se non che dopo questa caduta qui, che gli ha procurato questa lesione alla fronte, il bambino sta a casa 5 giorni per gastroenterite. Il papà, nel frattempo c'erano dei conflitti, dei litigi tra mamma e figlio, tra mamma e papà, quindi il papà dormiva fuori. Cosa è successo? Va a scuola il lunedì praticamente e va a scuola con i lividi sotto gli occhi, qui, uguali. Allora, parte la segnalazione dalla scuola, dove le insegnanti scrivono: il bambino presenta gli occhi neri, lividi agli occhi anzi, e si teme che ci sia qualcosa che non va in famiglia. La preside firma questa lettera degli insegnanti dicendo: io sono andata a verificare in classe, il bambino è stranamente sereno, è comunque sereno, spero che sia un eccesso di zelo delle insegnanti. Per questo eccesso di zelo delle insegnanti il bambino è stato prelevato, portato, come avevo detto prima, andato a prendere a scuola, eccetera. I genitori convocati in questura non sapevano perché, non sapevano quando l'avrebbero visto, non sapevano dove l'avrebbero portato, non hanno saputo niente.
praticamente questi lividi agli occhi si chiamano occhi da procione, che vengono causati dalla discesa del livido dalla fronte agli occhi. Allora, ci vuole un avvocato, io non sono medico, ma se vado a vedere lividi agli occhi ti viene fuori occhi da procione causati da una frattura o da una contusione forte alla fronte, eccetera. Perché bisogna portare al giudice 3 mesi dopo, quindi il bambino non vedeva, è stato portato via a novembre, le carte non c'erano perché se tu vai in procura è tutto segretato, è partita la denuncia per maltrattamenti e poi siamo riusciti a intervenire subito perché insistendo hanno fatto comunque partire gli incontri parlando con i servizi sociali e con i genitori e per fortuna. Perché poi all'udienza di febbraio-marzo si sono accorti che evidentemente questi genitori non erano poi così malvagi, ok? E che in effetti anche il pediatra non aveva segnalato nulla, il bambino era stato visto dal pediatra con i lividi agli occhi, quindi c'è processo penale, cioè, immaginatevi dall'oggi al domani così, il provvedimento del giudice, io ti dico quando è arrivato, dunque, ma non perché sia colpa del giudice, perché comunque i giudici hanno fascicoli e fascicoli, quindi ci vuole del tempo, quindi una misura fatta 403 dai servizi sociali senza nessuna indagine prima, sono quelle misure d'urgenza che si fanno, se io sento un bambino che piange nell'appartamento vicino, busso e non c'è nessuno, chiamo il servizio sociale, va lì, sfonda la porta, c'è un bambino pieno di pipì, popò, col genitore tossicodipendente messo là così, lo prendono e lo portano via. Ecco, ma in questi casi qua, a mio modo di vedere, poi sarò prudente o sarò impreparata, non lo so, una chiamata della scuola o del servizio sociale al pediatra avrebbe evitato l'allontanamento. Quindi, però dopo, una volta aperto il meccanismo, vieni valutato come sei come genitore, quindi la valutazione genitoriale, i test e quant'altro. Quindi alla fine il bambino è tornato a casa e all'ultimo colloquio che ha avuto, però c'è stato un lavoraccio, anche se in pochi mesi, ma da esaurimento, cioè una madre che tra l'altro aveva perso la propria madre per tumore al seno, lei era stata operata di tumore un anno prima e adesso non vede, quindi già pensava di morire eccetera e l'anno dopo non sa dov'è il figlio eccetera e poi comunque hanno attivato le visite e quant'altro, però 80 km andare per vedere, 80 per tornare, il pomeriggio, cioè se uno ha un lavoro che non può permettersi di andare 2 volte a settimana a vedere la psichiatra, poi la psicologa e fare le cose dall'avvocato, perché comunque io li devo far lavorare, gli do i compiti per casa, però è un lavoraccio enorme e il fatto che si poteva evitare evidentemente mi viene confermato da quando ultimamente sono andati all'incontro con i servizi sociali, dopo che hanno avuto il bambino, e è stato detto a questi genitori, sa, non è colpa, non ha detto non è colpa, è colpa dei giudici che sono lunghi ed è colpa delle scuole che fanno segnalazioni così, perché abbiamo decine e decine di segnalazioni ogni settimana. Allora io mi chiedo, forse bisogna fare formazione anche sugli insegnanti? Cioè io capisco che ci sono delle cose che possono procurare allarme, ma un minimo di informazione dove sappiano anche loro leggere qualche segnale eclatante di abuso o maltrattamento e far partire comunque delle indagini prima di portarlo via, perché non si può causare un danno nell'incertezza che, ho capito che dopo il processo penale, prima che può andare avanti anche anni, eppure anche una ragazza che era scappata di casa perché il papà l'aveva sgridata, le aveva tagliato il ciuffo, si era fatto il ciuffo viola, no, tu non esci, eccetera, ha detto adesso ti faccio il dispetto, vado dai servizi sociali. Ha detto io pensavo di stare dentro 4 giorni per far capire che posso fare la tipica adolescente, far capire che tanto aveva 4 fratelli, quindi erano in 5, quindi ho allontanata una, gli altri erano in pericolo, ma sono rimasti dove erano. Sì, perché c'è stato il lavoro, però la ragazza che pensava di cavarsela in 4 giorni, e c'è stato il procedimento penale, e ora che i tempi, eccetera, lei ha dichiarato ovunque, mi sono inventata tutto perché ha detto mio papà mi picchia. E ha detto mi sono inventata tutto, volevo fare un dispetto, eccetera. Adesso è a casa, per carità, però intanto si è fatta 1 anno e mezzo, perché ora che passano le udienze, il procedimento penale che dica chiuso, è stata una cosa che si è inventata e porta alla civile. 1 anno e mezzo allontanata o 1 anno sì, e mezzo? 1 anno e mezzo via, che lei voleva fare un dispetto ai suoi genitori, per cui anche i tempi della giustizia minorile, siccome c'è questo organo che è il Tribunale per i minorenni, che è studiato, a quanto pare,
è nato nel 1934, quindi i tempi forse sono un po' cambiati, però se ci sono persone specializzate eccetera, allora o investiamo per sveltire i tempi, perché non può essere che per fare un'indagine anche sulla capacità genitoriale ci si metta 3 mesi, cioè con 2 sedute, 3, penso che uno psicologo possa dirti se sei un bravo, che poi anche lì la capacità genitoriale, cioè io ho un bambino in comunità e come genitore vengo valutato se sono un bravo genitore senza davanti il figlio, cioè mi fanno dei test per carità, utilissimi, ma bisogna vedere anche come vengono fatti, e però mi fanno dei colloqui eccetera, ma l'unico modo per vedere se un genitore è bravo o no col figlio sarebbe, ed è impossibile, grazie a Dio anche, mettere la telecamera in casa. Come fai a vedere la capacità genitoriale dopo che ti hanno, tra l'altro, dopo che ti hanno allontanato un figlio, quindi comunque vieni fuori con dei tratti depressivi come minimo, perché se a me allontanano il figlio, paranoici perché pensi che è tutto un complotto, perché non me lo merito, eccetera. Per carità, ci sono dei casi che anche su Facebook è ingiusto, mi hanno allontanato il figlio, eccetera, poi magari guardando le carte, ingiusto forse no. Ecco, per cui non facciamo di tutto il calderone, però nel momento in cui dei casi potevano essere evitati, ne basterebbe anche uno per scandalizzarsi, perché un minore allontanato ingiustamente dovrebbe far male a tutti, tra l'altro anche alle tasche di tutti, perché allora se non ci si empatizza, se non si entra nel dolore di questa famiglia, almeno risparmiamo dei soldi, perché le comunità costano, i percorsi costano, ho detto prima, a volte negli spazi neutri fanno pagare, io avevo una signora che doveva pagare 50 euro per vedere sue figlie una volta ogni 15 giorni, la zia, anche lei aveva fatto la bollettina lì di 70 euro, cioè, ma stiamo, tra l'altro anche a altre incompatibilità, ci sono dopo tutto questo percorso, si aprono anche dei percorsi tramite le cooperative che ti mandano magari l'assistenza domiciliare a casa quando vai a casa, quindi anche lì può essere che chi fa il giudice onorario poi gestisca le cooperative dell'assistenza domiciliare, la cui assistente domiciliare, che è un'educatrice, mi fa le relazioni al giudice del Tribunale per i minori dove il dirigente della cooperativa lavora. Cioè ci sono anche altre incompatibilità che andranno previste, per cui non è che con quella circolare lì abbiamo risolto tutti i problemi, intanto i controlli che vanno messi come l'abbiamo detto prima, ma anche altre figure dovranno capire se fare un lavoro o l'altro, per carità poi hanno maggiore esperienza, saranno preparatissimi, ma siccome sul conflitto di interessi ne hanno parlato per anni e anni e anni, quando si parla sui bambini direi di metterci un attimo una lente di ingrandimento. Ma scusate la foga, però sono argomenti, anche perché sono anni e anni che li porto avanti insieme anche ad altri, ripeto, non sono l'unica, grazie a Dio. Però c'è ancora, vedo ancora che c'è ancora tanto, ma tanto da fare e forse le istituzioni non sanno neanche da dove cominciare. Allora, anche sulle capacità genitoriali io avevo segnalato ed era stata fatta anche su questo, perché su tutti questi argomenti sono state fatte varie interrogazioni anche parlamentari, anche da più schieramenti come ho detto prima, perché appunto è un argomento trasversale. Anche sull'utilizzo dei test, allora ci sono dei test per vedere la personalità dei genitori eccetera che sono coperti dai copyright, quindi c'è una casa editrice che li stampa e li vende e sono quelli originali elaborati dalla comunità scientifica internazionale tradotti in italiano. Allora non può essere che se io vado da un esperto a fare un test usa questo tipo di protocollo e quindi è a regola, e se magari vado da un altro ci siano dei test che sono fotocopiati o addirittura copiati, dattiloscritti e quindi può cambiare anche la frase, può esserci l'errore umano, la frase, se è stato studiato, se c'è il copyright, vuol dire che tu devi usare quello. Io non posso vedere delle tavole di Rorschach, per esempio, io non sono un tecnico, infatti di solito questi argomenti li tratto con chi fa il CTP o il CTU nei tribunali, che ha la figura di psichiatra o psicologo. Io non posso vedere un test di Rorschach che può essere preso solo dalla casa editrice che è a Firenze, con il timbro della casa editrice, oppure in Svizzera, vederlo invece, ed sono delle tavolette di cartone
che ci sono delle macchie colorate e a una certa tavola c'è anche il colore rosso, per esempio, vederla fotocopiata con una fotocopiatrice a colori, la tavoletta è grande così, su un foglio A4 colorato e incelofanato, perché se il colore è stato studiato su quel cartoncino lì, vuol dire che la reazione deve venire da quella gradazione di colore lì. Pensate che se mi hanno detto in questa casa editrice dove io sono andata a parlare con i tecnici, perché prima di dire cose che non vanno, abbiamo guardato anche la banca dati e un 10% di chi faceva le perizie li comprava, tanto per dire, perché si risparmia, e mi dicevano che se una mosca si depositava e lasciava un'ombra o comunque se restavano al sole, andavano proprio messe riposte ogni volta in questa scatoletta chiusa, perché se il sole rimaneva al sole cambiava questa tonalità di rosso e quindi poteva venire fuori lo shock al rosso, sarebbe stato inficiato eccetera, con tutte le conseguenze che ne derivano, perché li usano anche in ambito penale, vero? Per vedere se hai una personalità aggressiva o meno, è tutta una scala di valori molto precisa. Allora dopo ti dico, ma noi non li usiamo ma hanno un valore parziale. Allora se li usate quelli da protocollo. Non voglio vedere tavole di Rorschach fotocopiate e incelofanate e non voglio vedere test MMPI, Millon, quel che l'è, fotocopiati oppure addirittura dattiloscritti, tenuti insieme da una graffetta così, dove se io scrivo vero o falso può essere cambiato il foglio. Cioè non può essere, cioè se c'è il test devi usare quello che è come un settimanale. Adesso prima abbiamo citato Panorama, intanto non ha bisogno di pubblicità, ma lo ringrazierò sempre per le denunce che ha fatto, che ha praticamente è un settimanale con 2 graffette qua e la pagina colorata, prima era blu e grigia, poi verde e grigia, le pagine sono fatte in un certo modo, si usa quello, non lo vuoi fare, non fai le fotocopie. Tra l'altro una CTU aveva proposto, siccome il CTP, il consulente di parte, si era accorto che mancava un foglio, grazie alla segnalazione della mamma, in quel caso era la mamma che aveva fatto questo test, mancavano dei fogli, deriso questo CTP, ma no, ma figurati se mancavano dei fogli, sarà la tua cliente che è fuori di testa. Poi arriva la telefonata della CT, della consulente direttamente alla cliente e le dice: guardi, in effetti ci siamo dimenticati un foglio. Scusi? Sì, perché mi sono dimenticata di fotocopiarlo all'università. Allora, altro illecito, all'università non puoi fotocopiare più di, mi sembra che sia il 4%, perché comunque c'è il copyright, quindi non puoi fotocopiare i test. Quindi anche lì un altro illecito. E in più proponeva di risolvere il problema, che mancavano queste pagine, finendolo per telefono. Allora io lascio a voi ogni considerazione. C'è un test fatto per telefono dove io posso vedere, posso vedere anche le risposte, ma posso anche... io ho detto alla signora si rifiuti di farlo e lo annulliamo, è morta lì. Allora l'hanno annullato. Però ci rendiamo conto, allora, siccome si parla di bambini, non si parla di chili di sabbia o di maccheroni, se ci sono delle cose da fare facciamole seriamente, altrimenti usiamo dei protocolli, queste cose poi vengono segnalate, ma per fortuna c'è stata anche un'interrogazione parlamentare che chiedeva una commissione di inchiesta solo sui test, lo dico. Poi ovviamente l'avvicendamento politico eccetera, insomma, i bambini adesso prima o poi bisognerà che qualcuno se ne occupi con dedizione, perché non è possibile che ogni volta, è una lamentela che fanno tantissime associazioni, ogni volta che si portano avanti dei progetti poi tutto si ferma perché ci vuole il tempo per riprenderli in mano. Allora, siccome, lo dico, c'è un documento stilato in ben 2 anni di lavoro proprio dalla Commissione Bicamerale Infanzia, dove segnala tutte e anche altre cose che non tornano, prendendo anche i documenti ufficiali del Garante Infanzia, l'1, il 2, eccetera, adesso non occorre più fare indagini conoscitive, è già stata fatta, quindi si parte, bisogna partire da lì. Bisogna partire da lì per investire bene, perché il denaro è denaro pubblico di tutti noi, che paghiamo le tasse, paghiamo i contributi, paghiamo di tutto di più, le accise, abbiamo visto la polemica su accise sì, accise no, paghiamo, vogliamo che i nostri soldi vengano investiti nel sociale, non per interessi di chi può anche lucrarci sopra. Uso questa parola perché secondo me una comunità da 400 euro al giorno, che il giorno dopo è stata ridotta dopo la segnalazione a 200, vuol dire che quell'altro era in più. Però se li hai percepiti per 3 anni allora dovresti anche restituirli.
a mio modo di vedere, e invece si parte con la nuova retta. Tra l'altro una comunità dove appunto anche quel ragazzo lì che avevo detto era dislessico, i genitori avevano portato il computer per la sintesi vocale, che è un metodo di lettura, insomma, per questi disturbi dell'apprendimento, e gli è stato risposto: ma noi non abbiamo le risorse per pagare l'educatore specializzato in disturbi di apprendimento, se non hai le risorse con 300 euro, quello prendeva 300, con 300 euro al giorno. Cioè stiamo parlando di migliaia di queste comunità. Poi non facciamo chi ci guadagna. Allora, a proposito di questo titolo che è stato criticato, magari anche giustamente, perché però c'è la tendenza a dire ma voi segnalate tutto il sistema. Non è tutto il sistema che non funziona, diciamo ci sono dei casi che non tornano, ok? Però adesso mi dite voi, questo titolo però si sposa benissimo con una visura fatta al PRA che avevo fatto a suo tempo, dove chi dirigeva la comunità era sia un giudice onorario, la comunità ad alta retta, ripeto, quella da 400 euro al giorno, e come automobile intestata alla comunità, dove uno si aspetta un furgoncino per portare i bambini a scuola, per portarli a fare sport, no, c'era una Jaguar. Okay. Allora, la Jaguar, le conosco perché sono auto che mi piacciono, sembrano dei salotti che vanno dritti, non si smuovono, sono molto sicure, è vero, perché se ci vai addosso e se sei ben inganciato non ti schiodi, però insomma, che venga usata da chi dirige la comunità intestandola alla comunità, e io mi chiedo quali tipi di controlli bisogna fare su queste risorse, perché non ci possono essere comunità... Per farli sentire comodi. Sì, però i posti a sedere non sono quelli che combaciano con la comunità, quindi anche lì ci vogliono dei controlli sui bilanci, spesso non vengono presentati, o ci sono bilanci stringati dove c'è 1 milione, questo nel 2014, perché ho fatto una serie di visure alla Camera Commercio, eccetera, mettendoci del mio, però per capire a fondo il problema ho dovuto anche investire. E investire, poi vabbè, è una parola un po' grossa, comunque ho dovuto spendere delle risorse mie per venirne a capo, e quando ti trovi un bilancio di una comunità che prende 1 milione di euro entra e 980 escono, e ti vedi per personale, però scusatemi, ma se io ho una comunità, mettiamo anche che costi 200 euro al giorno, io come Stato, come ente locale, come ente che paga, e quindi come facendo la voce dei cittadini, i cittadini dovrebbero sapere in come vengono investiti questi soldi. Quindi bisogna che ci sia una banca dati. Allora, per questo minore abbiamo preso 200 euro al giorno per quest'anno, in quest'anno li abbiamo spesi così. Tot sedute di psicoterapia con il dottor XY. Il risultato è questo, cioè se io ho un figlio, qua adesso magari ho un figlio grande, adesso sto seguendo una cliente che sta facendo degli investimenti per il suo lavoro, e se io devo fare un finanziatore di un progetto, ok? Io voglio vedere, portami il progetto, nel corso dello sviluppo del progetto voglio anche il resoconto, perché altrimenti chiudo la cassaforte e non te ne do più. Ecco, allora se il progetto, anche quando si parla, c'è un progetto, qual è il progetto? Lo vedremo, lo decide il giudice, lo decide i servizi sociali. Qual è sto progetto su sto minore? Ti ripeto, prima la psichiatra che aveva in carico questo ragazzino da 2 anni, gli chiedo quante sedute di psicoterapia fa? E sta zitta. Scusi, ma fa psicoterapia? Io penso che la faccia. Allora mi dite, in 2 anni tu che sei la psichiatra che lo sta imbottendo di psicofarmaci, tu non sai se mi dici io credo che la faccia. No, tu mi devi dire sì, guardi, fa la seduta con il dottor Taldà il martedì, il giovedì, il mercoledì fa dislessia e programma particolare. No, non c'è. Quindi se lo Stato paga, deve esigere anche un rendiconto, costa soldi, ne risparmiamo però alla fine. Perché nel momento in cui, e poi abbiamo anche una valutazione nel merito, cioè se questo dottore ha fatto questo percorso con tot minori ed ha avuto un buon risultato, deve essere premiato, non dico con un premio finale, però deve continuare il suo lavoro presso questo istituto e continuare a giovarsi di quello che lo Stato, le regioni e i comuni danno a questa comunità.
e sapere anche i risultati di questi percorsi. Non può essere visto come uno stallo dove stanno lì e non sviluppano niente perché tanto non c'è un rendiconto del risultato, di come i soldi sono stati spesi. Cioè, ci vuole proprio anche una raccolta di questi dati, però dicono che sia quasi impossibile e quindi restiamo nella nebbia. Gentili referenti associazione Bellatrix, vabbè che sarebbe Salus Bellatrix, ma ok. Come consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto abbiamo per caso preso visione del programma del vostro prossimo incontro formativo dal titolo Bambini strappati alle famiglie, chi ci guadagna, in programma per il giorno 13 novembre 2018. Al fine di permettere una corretta informazione ai vostri interlocutori della serata, crediamo utile segnalarvi che quanto da voi riportato nel volantino è scorretto. Si crede utile sottolineare che, come si evidenzia dalla normativa in essere, deve essere preservato il diritto del minore a vivere con la propria famiglia, indipendentemente dalla propria situazione economica. Pertanto la vostra affermazione che gli inserimenti in comunità vengono effettuati per, qui riportano il testo, nessun motivo o per mero problema economico, non corrisponde al vero. Si ricorda che gli allontanamenti dei minori dal contesto familiare sono infatti decisi dal Tribunale per i minorenni a seguito di specifiche e accurate valutazioni. La legge prevede che tali decisioni siano sempre l'extrema ratio, riservata a situazioni di pregiudizio per i minori e quando gli altri tipi di progetto di accompagnamento e sostegno al nucleo non abbiano avuto un buon esito. Credendo utili tali precisazioni, al fine di una informazione corretta, si porgono cordiali saluti. La Presidente. Allora, io ho già risposto all'inizio dicendo appunto nell'esordio del convegno che il titolo era stato criticato perché forte e non completo, più che scorretto. Perché qual è il titolo, scusami? Bambini strappati chi alle famiglie, chi ci guadagna? Allora, noi intanto non diciamo che, almeno non viene detto che vengono allontanati solo per motivi economici e per nessun motivo. C'è scritto a volte. È ovvio che nel caso di cui vi ho parlato prima, del bambino con gli occhi da procione, mancava questa accurata valutazione, non è stata fatta. È ovvio che dove il ragazzino veniva seguito da 2 anni dalla psicoterapeuta, dalla psichiatra, della neuropsichiatria infantile di una ASL e con psicofarmaci eccetera e in una comunità gestita da un giudice onorario, è ovvio che questo accurato progetto non era stato fatto, perché altrimenti non mi avrebbe risposto. Io credo che le sedute di psicoterapia in comunità le faccia. Ecco, allora, un conto, la norma, in effetti ha ragione, lei infatti mi viene citato giustamente che deve essere l'estrema ratio. È vero anche... Rispondete se 40.000 estrema ratio sono normali. Allora, estrema ratio, il discorso è che con il 403, che è questa norma che comunque ci sono stati anche lì dei disegni di legge per modificarla e sono lì fermi, ma prima o poi verranno elaborati perché non so se stanno per essere calendarizzati, ma dei lavori sono stati fatti per sistemare anche quella norma lì, perché quella norma prevede appunto che in caso di abbandono morale o materiale del bambino in situazione di pericolo, nella situazione di abbandono venga allontanato. Allora lì bisognerà aggiungere di abbandono e pericolo certo, cioè bisogna che ci sia una valutazione. Poi il discorso del 403, che è questa misura che, ripeto, sarei io la prima ad attuare, anche se non sono della pubblica autorità, nel caso in cui mi accorgessi che c'è un bambino vittima di maltrattamenti o altro, ecco, perché comunque ognuno di noi, se si vede un bambino in situazione di disagio grave, eccetera, è il primo che va a chiamare, cioè lo si fa anche per un cane che viene maltrattato, figuriamoci per un bambino, a maggior ragione ovviamente. Però non è, cioè, l'intervento del giudice lì è successivo, cioè la valutazione viene fatta dal servizio sociale che interviene sulla base anche di segnalazioni anonime che mi è stato riferito, sulla base anche di questa valutazione fatta da insegnanti. Allora io non dico che tutte le insegnanti sono le peggiori, anzi dico però che ci vuole una formazione, che ci vuole uno scrupolo in più. Allora se non è previsto per legge questo scrupolo in più, perché il 403
ci passa sopra, prevediamolo, perché a questo bambino si sarebbero potuti evitare ben 7 mesi di comunità. È preciso che dopo 3 mesi il giudice aveva già chiara la situazione, però i tempi sono lunghi perché dopo se si apre anche il penale bisogna aspettare che ci sia anche lì l'archiviazione, sollecitando e tutto, e si è risolto a tempi record, perché dopo 3 mesi, ripeto, il giudice aveva già chiaro cosa fare, però si è dovuto aspettare tutto, intanto il bambino era là, intanto soldi pubblici là e le maestre sono ancora lì a lavorare come prima. E poi a discorso chiuso, ma sono tante le segnalazioni delle maestre, sì, però siete voi che dovreste avere uno scrupolo in più, chiamarla pediatra, cioè sondare anche un pochettino, cioè fare 2 o 3 telefonate prima, convocare i genitori, vedere se veramente viene fatto un progetto alternativo. Ecco, perché altrimenti l'allontanamento fatto così, d'urgenza, eccetera, deve essere giustificato da un pericolo grave. In più, si fa il paragone anche quando uno viene tratto in arresto perché colto in fragranza di reato, entro, se non è cambiata la procedura, ma non credo perché non faccio penale, comunque entro 48 ore ci deve essere la convalida dell'arresto, perché viene privato della propria libertà personale, quindi è una cosa grave. Se l'autorità ti porta in carcere, entro 48 ore deve esserci la convalida da parte di un PM, quindi il magistrato interviene in 48 ore. Perché qui, in quel caso di prima, ma anche in altri casi, ma porto questo perché è quello più recente che ho seguito, il tribunale, noi abbiamo avuto le carte perché i genitori li hanno mandati un giorno sì, 2 no, per rintracciare, intercettare il fascicolo quando dalla procura minorile, dove si apre tutto, sarebbe passato al giudice civile. Cioè io ho letto il fascicolo prima che lo leggesse il giudice, facendo così. Siamo intervenuti in tempi super rapidi, è vero, ma a loro il decreto ufficialmente, dopo l'abbiamo avuto perché intercettando il fascicolo abbiamo fatto il decreto gli è stato notificato dopo 2 mesi e mezzo, dove ti dicono il motivo. Non può essere una cosa del genere, per cui deve esserci anche lì una tempistica prevista anche per i casi di allontanamento fatti dalla pubblica autorità in cui il giudice deve intervenire entro tot. Mettiamoci una settimana, è già tanto, comunque mettiamoci almeno una settimana, no? Ma sono talmente intasati evidentemente anche da segnalazioni che poi si chiudono, perché tante volte il PM viene attivato, fa una mini indagine e poi chiude. Però intanto chi si sente convocato, se non ha tutto quanto a posto, parte già con un piede un po' claudicante, quindi bisogna stare attenti. Adesso io non voglio fare terrorismo, però nel momento in cui gli stessi servizi sociali dicono abbiamo decine e decine di segnalazioni dalle scuole e dobbiamo sempre stare lì a spaccare il capello in 4, meno male che spaccate il capello in 4, però forse va fatta un progetto che intervenga su tutte le istituzioni che stanno dietro ai bambini. Perché non può essere che bastava una telefonata al pediatra e avrei evitato, perché sono danni, cioè ci sono bambini che allontanati in comunità, adesso non voglio farli stare male, ma ho letto delle relazioni dove poi in udienza, ma il bambino sta bene, ha le guancette rosa, ha gli occhi di un azzurro così intenso che non si era mai visto. Poi vai a leggere la seconda pagina e leggi, il bambino 6 anni si procura il vomito, il bambino sbatte la testa di notte sulla tastiera del letto, cammina tutto storto, però all'udienza dopo, ma il bambino sta bene in comunità. Ma scusate, ma dove lo vedete che sta bene? Ma di cosa stiamo parlando? Ma li capite i segnali che vi manda? Certo. E quindi stiamo parlando di creature che avranno questo danno intanto per tutta la vita, perché anche quando ritornano sviluppano delle paure, hanno paura che la mamma sparisca, che il papà sparisca, di non vederli più, e dopo per carità, però loro ti dicono, ma i bambini hanno la forza di superare, sì, no. I bambini hanno una capacità di recupero che gli adulti se la sognano, ho capito, allora continuiamo così e andiamo avanti. Non può... Ma loro li vedono poi questi bambini, che diventano ragazzini, li vedono? Li vedono, allora, anche quando tornano in casa rimangono a casa dei genitori, che tra l'altro anche quando vengono allontanati, se si preoccupano, se c'è la possibilità, mettiamola così, di fissare gli incontri protetti, li fissano ai genitori, ma tutta la rete amicale e i nonni, e gli zii, ma tutta la famiglia deve cambiare, poi per forza. E gli amici, Sei ghettizzato come un... Poi hai un'onta, sì lo so, però per carità ci sono casi e casi, ci sono dei casi dove veramente il bambino va tolto, gli va data la possibilità di crescere in un'altra famiglia, perché ci sono dei genitori degeneri, e ci sono, perché non è che tutte le mamme sono brave e tutti i papà sono bravi, ci sono delle situazioni in cui continuano anche a far figli, non curandosi che magari ne hanno già 3 in affidamento, ma che, scusatemi, adesso mi permetto, per carità, il figlio è un dono di Dio,
Però nel momento in cui ne ho 3 in affidamento, con una situazione, è ovvio che quando partorisci il quarto hai già i servizi sociali lì. Cioè, cerchiamo un attimo di pianificarle anche adesso queste cose, non dico di controllare le nascite, per carità, però nel momento in cui tu sai che il servizio sociale, appena sai che sei incinta, viene lì, non puoi dopo dire come mai sono venuti ancora, ne hai 3 in casa famiglia che stiamo cercando di portare a casa, per forza quell'altro. Perché poi ci sono anche delle patologie, insomma, ci sono delle mamme che magari sono seguite dalla psichiatria, quindi quando partoriscono hanno già davanti al letto l'assistenza sociale, ma ben venga, però vediamo se è recuperabile, se con i farmaci eccetera, ci sono situazioni e situazioni, con la terapia, con un aiuto a casa. Adesso io con 400 euro al giorno, ma adesso questi sono casi eclatanti, ma anche con 200 euro al giorno, ma vogliamo mettere con 50 euro al giorno cosa si può aiutare una famiglia? A pagare lo psicologo per esempio, scelto dalla famiglia, a pagare dei corsi specifici per l'apprendimento, le visite dal logopedista, perché non è detto che alla USL ci siano tutti i progetti pronti, snocciolabili, con sedute, perché a volte non c'è la disponibilità neanche di posto per fare queste visite, però poi si pagano, la stessa ASL mi paga una comunità 400 euro al giorno, cioè capite che qualcosa va aggiustato e vediamo adesso se i politici faranno il loro dovere. Finiamo la relazione prima delle domande, così dopo... Sì. Beh, io credo di aver toccato gli aspetti principali. Dopo vabbè, ci sono tante cose anche a livello procedurale, però non vorrei neanche tediarvi perché sono le 10. Sì, no, beh, se vuoi ancora 10 minuti ce la fate, poi dopo passiamo a casomai le domande. Per esempio, allora, dicevano tra i motivi, dicevamo prima, c'era il 37% di inadeguatezza, che sarà un 40, adesso 42, non mi ricordo esattamente, di inadeguatezza genitoriale. Allora, l'inadeguatezza genitoriale com'è che si constata? Sui fatti, ovviamente se sei nell'ambito di un processo, cioè tu che abiti a 4 km dalla scuola, mi fai tornare a casa un bambino di 6 anni a casa a piedi da scuola, forse qualcosa non va. Oppure tu che mandi tuo figlio a scuola d'inverno con i sandali e ci sono 10 gradi, allora lì sono fatti che si vedono, si segnalano. Quindi lì c'è qualcosa che non va, però capiamo il perché, magari ti diamo una mano a capire. Però i casi più sottili, più fumosi sono quelli dovuti alla incapacità genitoriale che viene attestata appunto con le valutazioni di tipo psicologico, dove appunto ho detto anche prima, spesso e volentieri viene fatta questa valutazione dopo che ti hanno tolto il bambino, quindi già sei in uno stato, nel peggior stato in cui tu possa essere. E devi però affidarti a queste persone che ti valutano. Allora, nell'ambito di una CTU, che sarebbe una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice, tu come genitore hai un CTP che devi pagare, e devi pagare anche il CTU, che però è il tuo consulente di parte, quindi nell'ambito di queste sedute ti segue, ha un contraddittorio anche con il consulente del giudice, dice ma secondo me questa domanda non la dovevi fare, cioè c'è un attimo, non dico di difesa, però c'è una persona che ti rappresenta davanti a questa figura. Davanti alle valutazioni, di fronte alle valutazioni fatte dai servizi sociali tu non hai nessuno, tu sei solo di fronte a queste persone che magari sono le stesse, spesso e volentieri sono quelle che ti hanno allontanato il bambino, che quindi comunque hanno detto a tuo figlio che sei stato allontanato perché non sei un bravo genitore, quindi comunque hanno già, e che hanno segnalato il tribunale, vuol dire che hanno già l'idea che tu non sei un bravo genitore, però ti fanno la valutazione sulle capacità genitoriali. E non hai nessuno, allora non c'è la possibilità di partecipare con un proprio consulente perché non lo vogliono, lo psicologo di parte lì, però magari intervenendo con uno psicologo che ti segua nel privato, perché dici io voglio fare un percorso mio di rielaborazione di tutto, eccetera, privatamente, però ci sono dei servizi che in effetti devo darne atto, poi interagendo con questo psicologo privato si arriva a una risoluzione o comunque a un'elaborazione di quella che è stata la criticità magari contingente che dicevamo prima, che c'era nel report scritto contingente, e anche a trovare la via per risolverla. Ecco. Per cui mi è capitato anche di andare in udienza con il perito, con lo psicologo che fa questi percorsi, perché il genitore
a cui viene imposto, comunque vabbè, prescritto dal tribunale di fare un percorso personale di sostegno alla genitorialità, come fa, cioè io mi medesimo in lui, come fa ad andare dallo psicologo dei servizi che gli ha tolto il figlio e dire sono qui e chiedo aiuto, aiutarmi a elaborare le mie criticità perché io sono rimasta orfana da piccola, ho divorziato 2 volte, cioè non ce la fai perché comunque la vedi come, è ovvio che si crei un muro. Allora, anche il mio lavoro di avvocato è quello comunque di creare un ambito di confronto, di dialogo, dove però se c'è uno psicologo magari di parte o comunque anche nei servizi ne ho trovato di validi che magari comunque lavorano sul genitore, riescono a instaurare il transfer, quindi un rapporto di fiducia. Però se non c'è un rapporto di fiducia con lo psicoterapeuta, non riesci a fare nessun movimento né in avanti e comunque verrai diagnosticato sempre paranoico. Ma chi è che non è paranoico se ti tirano via il figlio e tu sai che non ti droghi, non lo picchi, eccetera, ma è stato travisato magari qualcosa, da chi, da qualcuno. Per cui insomma c'è un gran lavoro da fare a livello istituzionale e soprattutto anche nella formazione di insegnanti, ma anche un caso che mi è stato segnalato, per esempio degli assistenti sociali che per carità hanno quelli che lavorano bene, ce ne sono e hanno un lavoro veramente pesante, però ci sono anche quelle che ogni caso è identico, cioè trattano con te, trattano con la signora Rossi, la signora Filippini e è sempre la stessa relazione, cioè ci sono delle cose che non tornano, perché una signora che ha fatto un corso per OS, AS, eccetera, tutte queste sigle, mi segnala che al primo giorno di corso, tra l'altro pagato, in una regione non nostra, mi segnala che avvocato alla prima lezione l'assistente sociale ci insegna che, dunque non all'università, un corso a parte per diventare educatore anche di comunità, ci insegna che quando lavoreremo nei servizi sociali eccetera verranno i genitori dicendo abbiamo bisogno di una mano per pagare le bollette, per pagare tasse immondizia, cioè ti fanno queste cose qua al comune, no? Voi ditele sì, prendete le bollette in mano, aprite il fascicolo eccetera, appena escono chiamate per sentire se c'è posto in comunità. Allora, io dico, se questo è il modo di operare, sì. E questa signora al primo corso ci ha litigato subito perché ha detto voi non conoscete Finalmente Liberi, non dice così. Sì. E ho detto no, tu non citarmi, però mi ha chiamato appena uscita dal corso, quindi non ho motivo di dubitarne e me l'ha ripetuto anche qualche giorno fa perché ho detto ma davvero ti aveva detto così? Sì. Per cui se questa è la formazione capite bene che magari lo fanno perché il problema economico, dicevamo, viene indicato nella legge, non deve essere motivo di impedimento alla crescita del bambino nella famiglia. Nei report, di cui ho riportato prima la pagina, viene riconosciuto come motivo di inadeguatezza genitoriale per problemi lavorativi o abitativi, economici, di uno o di entrambi i genitori. Quindi c'è già qualcosa che, cioè se questo è uno dei motivi e questa è la legge, qualcosa non è stato fatto. Perché la legge dice che bisogna ovviare a questi problemi con altre misure di sostegno, eccetera, eccetera, dei comuni e regioni. Però perché a mia domanda a operatori del settore, anche durante convegni in cui io mi espongo purtroppo, non riesco a stare zitta, quando vado però ultimamente cerco di tacciarmi un po' di più perché si rischia di innescare polemiche che poi rimangono sterili e poi ne racconto una. Perché mi dicono sì avvocato ma noi non mettiamo, cioè non sarà mai scritto che c'è un problema economico e allora l'abbiamo tirati via perché non hanno il pane, perché non possiamo, però noi che abbiamo studiato la pedagogia, noi che abbiamo studiato la psicologia eccetera, sappiamo che il problema economico è solo l'inizio perché poi dal problema economico viene fuori un problema di uso di alcol, di droghe, di maltrattamenti, di violenza eccetera. Quindi andiamo a prevedere quello che succederà perché il problema economico causa questi problemi. Per carità può essere vero, sappiamo in Veneto vero quanti imprenditori hanno voluto farla finita. Ecco. E dicevo, le polemiche sterili di fronte a un convegno dove c'erano gli avvocati, perché anch'io seguo i corsi e ovviamente scelgo quelli di diritto di famiglia,
posi la domanda: come mai non fate formazione sui giudici onorari anche a livello giuridico? Perché io non posso più, veramente mi sono stufata di andare in vari tribunali e mi faccio dei lunghi viaggi, anche più lunghi di quello che ho fatto stasera. No, perché sembrava più vicino, invece siamo verso l'uno. Comunque l'ho fatto con piacere. Però ecco, mi sobbarco viaggi, quindi giornate intere, perché se devo andare, che ne so, a Firenze piuttosto che a Milano, insomma, perdi una giornata andare in udienza di 2 ore. Vengo giù in udienza e in uno dei tribunali mi si dice: lei è avvocato, adesso dobbiamo ascoltare i nonni. In uno dove io ero l'avvocato della nonna e ero in supporto perché qualora i genitori non fossero stati ritenuti inadeguati e c'era un riconoscimento di problemi, la nonna si offriva per, anche dicendo ai genitori: voi lo vedrete quando ci sono, quindi per rimanere nell'ambito della famiglia, anche perché bisogna garantire in teoria per legge il 4º grado, no? Andiamo prima ai parenti, poi vediamo. E mi si chiede, in quella lì dove assistevo la nonna: bene, adesso sento la mamma, tutti fuori. Io sto seduta col mio fascicolo sulle mie belle gambotte e mi si dice: anche lei è avvocato fuori? No, scusi, è un'udienza, io non esco. No, ma io sono psicologo, io i colloqui li faccio così. Tu i colloqui li fai così nel tuo studio di psicoterapia. Qui siamo in un'aula di tribunale, io avvocato non esco, perché io posso venire meno in questo modo al mio mandato. Io sono avvocato e nelle udienze partecipo. Se lei vuole che la mia cliente, la nonna, esca, non è obbligata, perché eravamo già a parte nel processo, perché ci eravamo costituiti, comunque lo fanno anche con i genitori, a volte li sentono separati e cercano di tenerli separati. Per opportunità va bene, e anche lì in un caso però ho insistito ed è rimasta dentro. Ma io come avvocato non esco. Io ho fatto così. Poi ho guardato su internet, questo qua era 7 anni che lavorava così in tribunale. Quindi lui per 7 anni mandava fuori gli avvocati quando doveva sentire le altre parti. Allora, io guardi che sta violando una regola del contraddittorio che è garantita dalla Costituzione. Io penso, cito la Costituzione, forse ci pensa 2 volte, ma a me non alzava anche la voce, quelli fuori, dunque io esco dalla porta e mi fanno: ma chi sei tu? Ma da dove vieni? Non è il tuo foro questo? No, non è il mio foro, ma voi siete avvocati? Sì, ma non è che arrivi tu e cambi le regole? No, ma scusatemi, allora io ritorno al giuramento dell'avvocato che abbiamo letto prima. Ma scusatemi, ma il vostro impegno nel sociale, nel tutelare la parte, eccetera, cioè volete dirmi che voi quando dici di uscire, uscite? Sì. Beh, ho detto, se a voi va bene, io vado dal presidente. Allora sono andata su, il presidente non c'era un altro giudice togato, mi fa: venga pure. Tanto è passata 20 minuti perché vai su, cancelletto chiuso, devo entrare, no c'è questo, no c'è quell'altro. Mi dica avvocato, gli ho detto: guarda, sono stata sbattuta fuori dal giudice onorario durante un'audizione di una parte, ma lei è l'avvocato? Sì, sono l'avvocato della nonna, però ho diritto di partecipare, non può buttarmi fuori. Ma sta scherzando? Chiama davanti a me, quindi neanche di dire adesso ci penso un attimo, sa la prassi, no. Chiama il giudice e gli fa: ma cosa stai facendo? Mandi fuori gli avvocati dall'aula. Quindi rientro, guardo il verbale, ho detto adesso mi dai il verbale, è stato dentro 40 minuti, un verbale così. In 40 minuti cosa ha detto? Chi lo sa? Così. E dentro c'era è presente l'avvocato Franceschini, è presente l'avvocato X, Y, della mamma e del papà, si dà luogo all'audizione, quindi non aveva detto che mi aveva mandato fuori. Quindi lui faceva così da 7 anni perché quando trovavano le decisioni su, nessuno aveva verbalizzato, mi ha fatto uscire. Ecco, stessa cosa un'altra volta in un altro tribunale, ma è successo in 5 tribunali, quindi ragazzi, cioè, facciamo formazione anche ai giudici onorari. Per carità, quest'altro giudice mi ha detto: ma è prassi che quando sentiamo i nonni, gli avvocati dei genitori vadano fuori. Prassi è una buona prassi, ma una buona prassi per chi? Ma scusi, ma se c'è il nonno che magari gli viene una travegola e parla male dei miei clienti, devo essere presente? Sto zitta, ho detto, prendo atto di quello che... ma io devo essere presente se viene fuori qualcosa, perché c'erano dei nonni che si contendevano un po' il nipote con i genitori. E allora io devo sentire cosa succede. Ma adesso vado su dal presidente, se vuole vengo anch'io. No, stia lì, poi torna. Se lei mi dice la regola che io violo stando dentro, mi alzo, me ne vado, altrimenti prendo la mia sedia. Intanto ho preso la mia sedia, mi sono messa in fondo, io sto qui e non mi muovo. Va bene, ha detto il presidente che lei può stare. Lo vorrebbe vedere. Cioè, ma vorrebbe vedere? Mandano fuori, anche quando vado in tribunale, c'è un'udienza con, in quel caso era la mamma perché papà era già stato sentito, e dico: mi passa un attimo il verbale dell'altra volta del papà? Sì, perché non avevo mica fatto la copia.
E guardo dentro, nel frattempo da giugno ho sentito il papà, mettiamo adesso non mi ricordo il mese, a settembre ho sentito la mamma, a luglio avevano sentito i servizi sociali senza mandare le convocazioni degli avvocati. Cioè gli avvocati non c'erano, avevano sentito l'operatore XY e gli avvocati prendono... Allora quando io al convegno dove vedo i giudici dall'altra parte dico ma scusate ma... E mi dicono sì ma è una chiara violazione del contraddittorio, e quindi? E quindi possiamo promuovere delle buone prassi valide per tutti i tribunali dove c'è scritto che l'avvocato non deve essere mandato, cioè bisogna scrivere che l'avvocato non deve essere mandato fuori dall'aula. Ecco, allora io adesso ho sintetizzato cose che io ho raccolto, ovviamente non è che tutti i giorni vedo queste cose, le ho sintetizzate in un'ora e mezza di cose viste su vari tribunali a livello generale. Ecco. I casi che ho portato, quelli eclatanti dei bambini eccetera, anche se fossero due, non sono due, perché dopo anche negli altri casi insomma, si è fatto un lavoro per riportarli a casa che secondo me poteva essere fatto prima, perché i progetti alternativi devono essere tenuti in considerazione sempre, cioè durante tutto il periodo, ma giorno per giorno, non puoi prenderlo in mano quando arriva l'avvocato o il giudice si sogna fatemi una relazione, allora tracchete, poniamo... Valutare giorno per giorno, perché deve arrivare l'avvocato di turno e non sono l'unica che porta il progetto, guardate c'è un centro diurno dove fanno questi percorsi, cioè, allora va bene può andare, intanto si è fatto 2 anni, perché non l'avete voi che siete del territorio, perché non ne vedete queste cose? Bisogna sempre stimolarli, per carità è un lavoro bellissimo, però se tu pensi alla sofferenza di bambini allontanati in quel modo, per quello ti ripeto, la foto che avete messo sul vostro convegno, sul nostro ormai, è anche buona, nel senso non ha indici di nessun trauma, l'altra apre uno scenario totalmente diverso e corrisponde di più alla realtà. No, ma questa mi piaceva anche perché sia l'andata che il possibile ritorno, quindi cioè, cerco di essere un po' aperta. No, l'andata è veloce, il ritorno, per ritornare bisogna fare il giro del mondo in 80 giorni. Faccio l'applauso a voi per la pazienza. Buonasera. Mi interessava l'aspetto relativo alle associazioni che gestiscono queste comunità o i gestori, diciamo, di queste comunità. Chi sono? Sono cooperative, sono associazioni di persone? Cioè, mi interessa questo perché sul chi ci guadagna, che sarà pure un aspetto magari un po' urticante per gli assistenti sociali, però siccome tutti ricordiamo la cattiva gestione dell'accoglienza degli extracomunitari, i profitti e queste cose qua, non è che anche qui in questo settore questa superficialità, diciamo, nelle valutazioni sulla capacità genitoriale, dove non so, non mi risulta che ci sia una laurea in questo campo, no? Quindi è tutto, cioè ci saranno anche persone preparate per carità, però alla fine diventa tutto opinabile se i test vengono fatti in quella maniera approssimativa. Ecco, c'è tutti questi aspetti ma un anche po'... il modo di porsi con i figli è sempre opinabile, perché da che mondo è mondo, anche di pedagogia ci sono teorie e teorie. Quindi proprio... faccio un esempio, assistevo 2 genitori che con bambine piccole di 2 anni avevano insegnato secondo metodi montessoriani, winnicottiani, adesso non me ne intendo, però insomma metodo londinese. Dunque noi con i figli siamo mamme chiocce, addirittura spesso tacciano le madri di simbiosi, eccetera, iperprotettività, eccetera. E, attenzione, però ecco, in Inghilterra sappiamo insomma, hanno un metodo totalmente diverso, cioè puntano all'autonomia sin da subito. Questa mamma di origini inglesi e il papà italiano hanno trovato comunque una linea comune, tanto più che alla fine di tutto sono rimasti tutti a bocca aperta per come li hanno educati, però c'è stato qualcuno che aveva la sua, perché durante queste visite domiciliari, per esempio se la bambina aveva il mocio al naso, i genitori non andavano lì in soccorso con un fazzoletto, asciugati, aspettavano, avevano educato queste bambine a dire mamma dove sono i fazzoletti e si pulivano da sole. Ecco, allora il fatto che la bambina non se ne accorgesse subito
e che il genitore aspettasse che la bambina si attivasse, era stato valutato negativamente da una educatrice che non ha figli, ma che a mia domanda durante l'incontro con i servizi, ma chi le dice che questo metodo che suggerisce lei è più idoneo ed è migliore rispetto a quello che hanno adottato questi genitori, mi rispose io non ho figli però ho studiato così.